Abbiamo anche, diciamo così, attirato ultimamente anche dei professori universitari di Padova, non ultimo il sociologo Scanagatta, che ha detto: è inutile parlare ancora di miracolo del nord-est. Qui abbiamo sempre lavorato, dobbiamo sfruttare questi luoghi comuni qua. Già il fatto nord-est vuol dire che hai identificato un centro e a noi non sta bene. Noi siamo sempre stati protagonisti come comunità, come popolo veneto che ha sempre ricercato il lavoro, che ha usato l'intelligenza, la creatività per emergere. E oggi, se siamo ridotti sempre peggio, che questa è la realtà, lo dobbiamo a uno Stato che si porta via il 70% di quello che produciamo. Una cosa impressionante, orribile, la pressione fiscale più alta in assoluto del mondo. E leggo ogni tanto, mi sono portato via apposta il Gazzettino dell'altro ieri, perché leggo: le 3 professioni più ambite mettono anche artigiano. Allora forse sto giornalista qua in un'impresa non è mai entrato, perché mi è venuto in mente, no? Ho fatto anche ieri sera un esempio. Supponiamo un ragazzo, proprio lo vediamo assieme, facciamo una specie di reality di quello che potrebbe essere la professione di un ragazzo che magari vuole fare l'artigiano. Finita la scuola si iscrive all'ENEI perché vuole fare il meccanico, dopo 3 anni di scuola, se è fortunatissimo, quasi un terno all'otto, trova qualcuno che lo assume, va bene, questi tempi, si fa 5 anni, diventa bravo e decide di mettersi in proprio. Vediamo l'iter allora. Magari trova un consulente aziendale preparato che gli dice tutto, ma proprio tutto, e comincia. Se non sei figlio di papà, devi andare in banca con mamma e papà e farti fare magari un piccolo mutuo per acquistare le macchine per aprire l'officina. E mamma e papà, siccome abbiamo delle banche che sono sempre disposte ben volentieri a dare soldi alle piccole imprese, no, voi lo sapete bene, diranno: beh, guarda, con i tassi di oggi, siccome la redditività della tua azienda dai nostri reti non è così alta, ti applichiamo un tasso del 10%, giusto perché Draghi ci ricorda sempre che i soldi stanziati sono per le imprese. Poi quando andiamo a chiederli, per noi sono questi tassi qua, tassi che loro hanno allo 0,5%. Poi dice: guarda, siccome sono consulenti, sono serio, per il primo anno ti va anche bene, dal secondo anno, con un utile ante imposte di 50.000 euro, se sei fortunato, te ne restano in tasca 15.000 se lavori bene, ma non sull'utile dei soldi che hai percepito, di quello che hai lavorato, del fatturato che hai fatto, perché se qualche cliente non ti paga, ricordati che le tasse devi pagare lo stesso. E augurati di non ammalarti mai, perché qui per il lavoratore autonomo e per l'artigiano non esiste nessuno che ti paghi poi, non c'è nessuna forma previdenziale prevista per le piccole, per il lavoratore autonomo, per la piccola azienda, per il titolare soprattutto. A questo punto qua penso che il ragazzo si cominci un po' a riflettere: beh, se prendo quello che magari prendevo quando facevo l'apprendista, devo rischiare tutto questo, quando va a casa forse anche la mamma e il papà dicono: chissà che cominci a drogarsi, ma che non voglio fare il meccanico. Passatemi sta battuta, ma è la realtà. Questo è l'incentivo che dà lo Stato italiano a chi vuole lavorare. Questa è la realtà, anche che professioni ambite. Vogliamo dire le balle, allora scriviamo professioni ambite. Scusate se perdo anche un po' di compostezza, però mi fanno incazzare questi articoli qua. Comunque, andando avanti, adesso vediamo anche un po' di numeri, tanto per vederli assieme, dei comuni. Io ho preso dei comuni limitrofi, mi siedo un attimo per leggerli, e tanto per dirvi che cosa versano e che cosa rimane loro. Allora, sono dei dati che ha estrapolato un nostro socio, il dottor Sartori. Partiamo qui, visto che siamo a Campo San Piero. Allora, a fronte di versamenti totali per 31.794.000 euro, no, sono solo qui, pardon, non abbiamo le slide lì. Hanno ricevuto indietro i cittadini di Campo San Piero come trasferimenti 918.000 euro, tanto per farvi un paragone, ok? Andiamo avanti con Campo d'Arsego. A fronte di 39.642.000 euro ne hanno ricevuti indietro
1.487.000 euro. San Giorgio in Bosco, a fronte di 14 milioni di euro, 250.000 euro. E visto che ho anche dei parenti che sono in giunta, ho detto, per fortuna abbiamo l'Acqua Vera, dalla quale abbiamo qualche beneficio, altrimenti veramente non riusciremo neanche ad affrontare le spese di ordinaria amministrazione. Curtarolo, 16 milioni, ritorno 769.000 euro. E così via, insomma. Poi se volete anche dei dati su tutti i comuni, abbiamo fatto questo grande lavoro, Certosino che ci ha lavorato più di un mese, il nostro socio, e abbiamo tutti, ma avete già capito qual è il parametro, no? E voi pensate invece a cosa potrebbe essere un movimento indipendente, un movimento che trattiene qui le proprie risorse. Logico che non tutte, perché comunque la sanità, le scuole e l'ordine pubblico andranno gestite da un ente centrale, però quante risorse tolgono alla nostra gente? Abbiamo fatto un po' di conti così spannometrici, anche con dati poi che ha fornito il dottor Bellati, tra il residuo fiscale e gli interessi passivi che paghiamo su un debito che non abbiamo mai concorso a fare, si parla di 6.000 euro per ogni veneto, che sono 31 miliardi divisi per i veneti, tutti i veneti, dal bambino appena nato al pluricentenario. 6.000 euro, 6 per 4 in una famiglia normale, sono 24.000 euro all'anno che se ne vanno. Noi oggi penso tutti quanti, qui metteremo già la firma per 2.400 euro, non per 24.000. Ecco com'è ridotto il Veneto. Altro che competizione, globalizzazione, le aziende venete non sono riuscite a rispondere. Certo si può fare di più, ma devi anche lasciarmi qualcosa. Se io voglio reinvestire devo avere la possibilità di godere di quello che ho fatto, ma se tu mi porti via tutto, io non riesco ad assumere, non riesco ad acquistare il macchinario nuovo, non riesco a produrre in modo competitivo con le altre realtà, e tu mi porti qua i prodotti cinesi dove i bambini magari lavorano a 3 anni senza nessuna protezione, e qua continui a mettere leggi su leggi per far chiudere le aziende. Allora voi capite che non possiamo più restare neanche un solo giorno, anzi non possono più restare qui neanche un solo giorno, e dipende solo da noi. Io vi invito allora ad ascoltare bene i prossimi 2 relatori e a mettervi nella vostra coscienza di dire: anch'io devo fare qualcosa per il mio popolo, perché dire sempre ma tanto c'è qualcuno che va avanti, allora è proprio quando si sbaglia. La libertà, diceva Giorgio Gaber in una nota canzone, è partecipazione, e noi dobbiamo mettercela tutta. Però il primo che si tira indietro e che dice ma c'è qualcuno al posto mio, già determina un errore fondamentale, quello di dire faranno gli altri, come abbiamo fatto spesso noi veneti, ma ci sarà qualcuno di più bravo di me. No. Adesso è arrivato il momento di dire che siamo noi quelli bravi, che siamo noi che dobbiamo riappropriarci di una dignità che ci hanno tolto, perché ce lo meritiamo per tutto quello che abbiamo fatto, e non possiamo più tollerare un solo suicidio in più, e dobbiamo essere tutti un po' responsabili anche di questo. Scusate se torno sull'argomento, però è una cosa fondamentale. La vita di un nostro concittadino penso che valga mezz'ora, un'ora al giorno che potete trovare, e invito gli imprenditori a fare di tutto per sostenere il movimento, non perché siamo i più bravi, ma perché stiamo dando un messaggio nuovo. Stampiamo libretti e abbiamo utilizzato anche per questo tantissimi docenti universitari. Il libretto ha un costo, fino adesso l'abbiamo finanziato solamente noi, chiediamo anche questo. Chiediamo di versare anche nel conto corrente della Regione Veneto, perché si proceda a riempire questo conto con i famosi 14 milioni di euro che vogliono per fare il referendum. Non si sa perché il nostro costa 4 volte quello che avevano deciso di fare per l'autonomia, però evidentemente i funzionari della Regione Veneto pensano di utilizzare una matita molto grossa, non so, da 1,5 kg per fare l'indipendenza. Comunque noi abbiamo bisogno solamente di una matita e basta, di una scheda. Nessun'altra forma, come abbiamo sempre detto, di intolleranza, nessuno che brucia una bandiera italiana perché verrebbe preso a calci nel sedere subito. Non tolleriamo nessuna forma di violenza.
ripeto, non abbiamo molto tempo davanti, ma non voglio essere pessimista e dire guardate che ormai siamo arrivati alla fine. Lo vedete anche voi cosa sta succedendo. Bisogna darsi da fare, rimboccarci le maniche e fare in modo che Indipendenza Veneta quanto prima, assieme a tutti i veneti, perché ripeto, assieme a tutti, porti a casa questo referendum. È una prova, è il diritto. Noi vogliamo esercitare un diritto, perché vogliamo fare altro. E allora è giusto riprenderci la nostra terra, il nostro popolo, la nostra dignità. Io vi ringrazio e spero possiate da domani mattina già lavorare per voi e con noi. Grazie.